Aspettando amore, sabato e domenica, stiamo facendo un laboratorio con i ragazzi qui del Teatro di Sardegna insieme al grande maestro. Cos'è fare un laboratorio per te? Per me, Francesco, intanto è anche un modo per avere dei nuovi stimoli, perché non soltanto diamo noi agli allievi, doniamo, ma anche loro ci danno della freschezza, quindi delle novità, ed è molto stimolante per noi. E queste cose qui sono importanti per il teatro, per chi fa teatro, perché il teatro è una continua ricerca. Assolutamente sì, lo posso affermare anch'io che lo faccio, e soprattutto il lavoro bello che stiamo facendo insieme è quella cosa che mai si trova nelle scuole, che invece secondo me è il punto centrale, che è l'ascolto tra artisti che si devono veramente parlare sulla scena per una necessità, come ci sono in tutti i loro spettacoli da anni. E adesso andiamo a disturbare uno di questi ragazzi qua, chiedendogli mentre lavorano cosa pensano. Buongiorno, salve, qui c'è un disturbatore, salve, lo sapevo salve. Che veniva. Qui abbiamo il signore Valentino Mannias. Sì, continua, che deve stare pronto. Ma arriva un bastone in testa. Certo. Cosa pensi del laboratorio, di questa grande opportunità che abbiamo? Beh, penso che sia un'ottima occasione per formare un gruppo di lavoro e lavorare tutti insieme con dei grandi maestri su di noi e su un loro metodo, diciamo, che potrebbe esserci proprio in qualche momento della nostra... Perché mi guardi così? E come ti devo guardare? No, sono felice e preso dalle tue belle parole. Da chi mi mandi? Indirizzami da qualcuno. Allora, vediamo un po'. Secondo me potremmo andare a intervistare questo ragazzo qua, Luca. Ah, Luca. Salve, Luca. Salve, che succede? Che succede? Volevamo State attenti chiedere ai cosa bastoni. sta provando in questo momento. Sto provando uno stato di emergenza, Stato di emergenza, con i bastoni che passano in Ma mezzo. saranno attenti, qui c'è una discussione in corso, quindi come ti trovi a lavorare con noi? Con tutta questa Benissimo, gente? è un gruppo bellissimo, gente bellissima. Ci stiamo conoscendo ancora. Ah, preciso, perfetta! Mentre qui nel mezzo, cosa più imbarazzante non c'è. Bene, lei col bastone che cosa prova? Grande emozione. Sì, adesso sì. devo tirare il bastone, se no rimarrei a parlare con voi per ore. No, prego, guardate come lancia il bastone. Grazie, mi ha abbandonato. Signora Agnese, lei sta facendo altre produzioni qua in questo Teatro di Sardegna. Mi dica quali di preciso e che ruoli fa? Tutti, me li deve dire. Tutti, li No, sto faccio scherzando. tutti. Mi dica che cosa sta facendo anche adesso. Stiamo facendo Le Sette Bambine Ebree, che va in scena dal 24, quindi se volete venire... basta. Venite numerosi. Venite numerosi. Brava Agnese, benissimo, bene. Il disturbatore, andiamo dalla Presidentos. Prego, Maria Grazia Sughi, siamo così contenti di parlare con lei. Io sono contenta perché una volta tanto faccio l'attrice e sto facendo il laboratorio ed è la cosa che in assoluto mi piace di più, stare insieme a tutti voi così giovani, mi rivitalizzo proprio, un modo per rivitalizzarmi. Bellissimo. Bene, salutiamo con queste parole piene di amore, ricordando lo spettacolo Amore, sabato e domenica qui al Teatro Massimo. Ciao!